Si lavora senza sosta in Val Zoldana per riuscire a riaprire la provinciale 251 interrotta dalla gigantesca frana scesa in località Mezzocanale nei giorni del Ponte dell'Immacolata. Sono venuti giù dal versante più di 2000 metri cubi di materiale, di cui alcuni massi di dimensioni veramente notevoli. È il problema più grosso che abbiamo, perché la 251 è la strada di accesso a tutta la Val Zoldana. Le imprese di Veneto Strade stanno lavorando con uomini e mezzi in condizioni difficili. L'intervento per la messa in sicurezza del versante e la riapertura della strada è particolarmente complesso. Stiamo lavorando e speriamo di riuscire a ripristinare con una corsia a senso unico alternato, ovviamente, prima la vigilia di Natale sostanzialmente. Quindi prima di Natale. Poi continueremo i lavori e credo che la strada in condizioni di sicurezza, come del resto ha chiesto giustamente il sindaco di Forno di Zoldo, l'avremo non prima di fine gennaio. Se quella della Val Zoldana è la situazione più difficile, ci sono nel Bellunese ancora altre situazioni di criticità su alcuni passi dolomitici, in corso le verifiche di stabilità del manto nevoso sui versanti dei passi Giau e Valparola con campane esplodente decibel prima della riapertura al traffico. Oggi abbiamo ancora 3 passi dolomitici chiusi, il Valparola, il Fedaia e il Giau. Chiusi perché c'è un rischio di valanghe estremamente elevato, è nevicato molto in quota, come dicevamo, più di 2 metri, e c'è una temperatura molto elevata e quindi il rischio di valanghe è a livello massimo.